Amici bellini, bentornati sul canale, bentornati nello studio. È finita l'epoca dei laghi. Adesso dobbiamo ritornare a parlare del campionato perché ci avviciniamo alla 18ª giornata di campionato ed è cruciale chiudere bene per mettere i presupposti per il girone di ritorno. Cominciamo. Io poi lo so che voi volete parlare di mercato, lo so, e faremo degli accenni a fine video. Il recap serve a me perché fa storico. Gaetano Casillo, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Siete straordinari e mi riferisco non solo ai miei eroi che lasciano il like con costanza e con continuità. Guardate un po', cioè siamo quasi alla tiratura di libero perché dopo i 20.000 siamo già a 20.200, ci stiamo arrivando e YouTube mi dice che tra quelli che guardano iscritti il 48%, non iscritti che guardano i video 51%, quindi potete farmela questa cortesia, è una questione di cortesia. Allora, recap, prima di parlare del mercato del Napoli perché non si capisce niente del mercato del Napoli, andiamo a dare uno sguardo a quello che è successo alla 17ª giornata avvicinandoci alla 18ª, quindi sotto voi quando sentite 18 cosa vi ricorda il numero 18? Me lo scrivete sotto nei messaggi. Potrebbe essere che vi ricordi anche Simeone che con Gaetano impara il napoletano, ma lasciamo perdere. La classifica parla chiaro, parla non chiaro, chiarissimo, ed è ben delineata quella che è la corsa per lo scudetto perché il Milan continua a inciampare e continuando a inciampare si fa quasi beccare dal Bologna che si avvicina al terzo posto mentre il Milan si allontana dal secondo posto. Quindi queste due squadre si stanno lottando il titolo di campione d'inverno e mancano queste due partite. Quindi bisognerà capire. Mentre diventa serratissima la lotta per il quarto posto. Il Milan continua a inciampare, potrebbe anche essere risucchiato in questo marasma. Però vincendo il Bologna, vincendo la Fiorentina e vincendo la Roma, tutti che scavalcano un pochino il Napoli che resta fermo al 27 con l'Atalanta che ovviamente essendo battuta dal Bologna resta fermo al 26 e con la Lazio che invece si riavvicina un pochino, pensate un pochino, ma Lazio e Torino stiamo là perché ha 24 punti. Quella che ci riguarda è il Monza e adesso andremo a capire. Molto interessante la sfida salvezza, la Salernitana vicinissima a mettersi in doppia cifra contro il Milan, mentre pochi punti per tante squadre, qua 14 Verona Udinese, a 13 il Cagliari, a 12 l'Empoli, insomma la lotta qui è molto serrata. Andiamo velocemente su tutte le partite, sempre cominciando dagli XG. È la notizia più triste della giornata, insomma un po' di tutto il campionato. Mentre il Max XG lo fa l'Inter e non è la prima volta con 3.29 contro il Lecce, anche perché poi i due gol avvengono praticamente nell'arietta piccola, quindi creano tanti presupposti. È molto triste il dato che insomma quando dobbiamo parlare del minimo XG, per la prima volta è il Napoli a fare il minimo XG in Serie A. È una cosa che non succede praticamente mai, ma con 0,44 contro la Roma il Napoli fa il minimo XG di stagione personale e anche generale di tutta la Serie A di questa giornata. Dato molto molto triste. Andando veloce a parlare insomma di tutte le partite. Sassuolo Genoa, il Genoa è tosto, il Genoa non si arrende, dà fastidio a tutte le squadre e porta a casa una vittoria negli ultimi minuti. Va in vantaggio il Sassuolo che però continua ad avere una difesa disastrosa. Vabbè, io ho individuato in 3 soldi il peggior difensore della Serie A, ma non è solo lui, in generale sono molto molto vulnerabili. In un contropiede insomma Laurienté fa una bella discesa e cede palla a Pinamonti, 1-0 del Sassuolo. Poi sale in cattedra Gudmundsson ancora una volta perché prima segna il rigore e poi fa un assist di tacco volante su un lancio che poi libera alla discesa di Ekuban che segnerà una cosa
di una bellezza estetica rara, e Gudmundsson non solo è bello da vedere, dribbling, assistenza e gol, ma insomma è anche decisivo per la sua squadra, quindi grande conferma anche per tutti i fantacalciatori che lo utilizzano. Dopodiché non fatevi ingannare da questa vittoria secca della Lazio contro l'Empoli, il grande protagonista di questa partita è Provedel. La Lazio inizia bene, azione insistita, varie ribattute, insomma segnaliamo che è tornato Caprile in porta e ci interessa saperne, abbastanza bene, non benissimo forse nel secondo gol della Lazio, però mette delle pezze, insomma arriva il primo gol di Guendouzi in Serie A, dopodiché Provedel fa almeno 4 parate decisive, quindi l'Empoli come vedete tiri in porta 7, mica pochi, tiri totali 21, più possesso palla, più passaggi, cioè stiamo parlando sempre di una squadra di Sarri, la Lazio, addirittura meno possesso palla e meno passaggi, meno precisione dei passaggi, è veramente un qualcosa di sconvolgente, e però noi da quando Sarri è arrivato alla Lazio abbiamo visto più contropiede che Lazio che va in possesso e fa il gioco alla Napoli dell'epoca. Quel Sarri là è morto e sepolto e quindi si deve adattare alle nuove situazioni, e quindi Lazio più cinica che altro porta a casa questa vittoria in trasferta, però non senza difficoltà. Provedel assolutamente protagonista assoluto della partita. Dopodiché è chiaro che ci interessa Monza-Fiorentina. Il Monza perde seconda partita consecutiva se non sbaglio. Sì, vedete lo stato di forma non ideale del Monza. C'è da dire che la Fiorentina passa in vantaggio con una pellecchia di uno dei migliori dei giocatori del Monza, che è Di Gregori, quindi il portiere che abbiamo sempre, insomma, di cui abbiamo sempre fatto le lodi, spesso protagonista in positivo, questa volta fa una pellecchia di costruzione dal basso, ne approfitta Beltran che segna. Dopodiché la Fiorentina potrebbe anche andare su 2-0 facile, 130esima formazione diversa per Italiano, che pare pure lui che lo faccia apposta, potrebbe andare su 2-0, ma Icone riesce a sbagliare questo gol qua. Alla fine c'è abbastanza equilibrio tra il numero di passaggi, il possesso palla, più tiri in porta per la Fiorentina, che non riesce a essere ficcante nei propri attacchi. Di Gregorio comunque qualche parata la fa, e quindi il Monza è chiamato a riprendere. Guarda un po'. Altro upset per quanto riguarda il Milan, stavano andando vicinissimi a perderla questa partita, vanno in vantaggio con Tomori, che voi non so se l'avete visto, anche l'esultanza di Tomori quando vogliono fare quella scivolata sulle ginocchia, una roba pericolosissima. Se ci sono i bei campi inglesi sempre irrigati, tu vai bello con questa scivolata e te la tiri con i tifosi. Se il campo ti fa attrito, boom, cioè caduto proprio sulle ginocchia e rischiava e poi si farà male dopo, probabilmente non legate le due cose, però cerca di evitare. Ma al gol di Tomori risponde Fazio sul colpo di testa, e poi parliamo sempre di grandi portieri e di grandi pellecchie. Magnan ne fa una seria perché tiro dalla distanza di Candreva. Qua il Milan si lamenterà anche perché Tomori era a terra, infortunato, la Salernitana continua, tiro dalla distanza quasi velleitario di Candreva, e Magnan non la vede proprio e fa una vera e propria papera. Poi si sorprende pure, fa pure così, ma come? Che era fa? Dalla distanzissima, probabilmente nessuno si aspettava il tiro, devi controllare facile. Però il Milan non si arrende, si riversano in avanti, grande assist di Giroud di testa e gol di Jovic, che sta trovando un po' di continuità a livello di marcature. Alla fine fa sensazione che come l'Empoli fa 7 tiri in porta alla Lazio, la Salernitana fa 7 tiri in porta al Milan. Quindi le due squadre, Milan, Lazio e in questo momento Napoli, anche la Roma non sta facendo un grande campionato, però ci hanno superato, sono quelle che stanno dimostrando più difficoltà nel campionato a livello di sorprese. E alla fine dobbiamo segnalare anche una parata del portiere della Salernitana, Costil, somiglia un po' fisicamente a Giroud, su un colpo di testa di Calabria se non sbaglio, che avrebbe potuto dare 3 punti al Milan. Juventus A batte Juventus B, e non è una battuta, è proprio il rapporto tra le due squadre, con giocatori in prestito che vanno e vengono. Insomma è abbastanza evidente che Frosinone ha pescato a piene mani negli esuberi della Juventus per fare questa Serie A. Gol all'esordio di Ildiz, questo giovane molto molto interessante.
Ma a inizio secondo tempo Baez sorprende Szczęsny in uscita e fanno 1-1, però la Juventus si rimette lì e con Vlahovic che entra, Vlahovic in teoria ne farà 2, il primo molto bello di testa, gol di potenza fisica, nel secondo sarà in fuorigioco, però tanto basta, si segnala anche una bellissima traversa da parte di McKennie, 3 tiri in porta per la Juve, 3 tiri in porta per Frosinone, più possesso palla per il Frosinone, più passaggi per il Frosinone, più precisione nei passaggi per il Frosinone, deve fare il doppio dei falli la Juventus, non è diventata una squadra bellissima da vedere all'improvviso, però i 40 punti li hanno fatti e dobbiamo prenderli per quelli che sono. Quelli che dobbiamo prendere anche per quelli che sono è il Bologna, perché continuano. Io avevo previsto, sai, quelle cose, vengo dal futuro, vi dico che con gli amici abbonati vi dissi ma secondo me uno scherzetto l'Atalanta lo può fare al Bologna, e invece no, anche nel finalissimo. Insomma, un pochino l'Atalanta non precisissima, perché hanno tirato 12 tiri totali ma prendendo solo 2 volte la porta. Il Bologna la porta la prende una volta, nonostante insomma Zirkzee mette proprio solo davanti alla porta Fabian e si mangia un gol fatto. Poi il gol arriva da parte di Ferguson, ma c'è da segnalare un intervento difensivo più che altro da parte di Freuler, il grande ex, che tocca il pallone quel tanto che basta per anticipare Koopmeiners, che avrebbe colpito a botta sicura, e lì sarebbe stato 0-1 per l'Atalanta. Mentre il Bologna tiene botta, il Bologna è in grande fiducia, riescono cose e puoi cambiare anche la formazione, puoi alternare titolari e panchinari, ritorna Skorupski in porta, non cambia molto, si rivede Lukumi, e questo è anche un discorso di mercato, perché era un nome che era nelle idee del Napoli per sostituire Kim. Molto importante l'impatto di Saelemaekers in questa squadra, è un giocatore di grande esperienza che fa le 2 fasi ed è tanta roba per il Bologna, e fa sensazione che uno dei più quotati della squadra parte comunque dalla panchina. Il Bologna non soffre tutto questo, quindi veramente una grande realtà che dobbiamo rispettare per quella che è. Non sappiamo se potranno resistere per tutta la stagione, però intanto stanno vivendo un grande sogno e se lo meritano. Torino-Udinese, un'altra partita delle pellecchie, dagli highlights onestamente non me la riguardo Torino-Udinese completa, però dagli highlights anche estesi, non bellissimi, c'è poco da segnalare, molto più possesso palla per il Torino, l'Udinese va di contropiede, non c'è grande precisione, 10-11 falli a testa, 4 tiri in porta a testa, ma alla fine sono i portieri protagonisti, perché il primo gol di Zarraga è una mezza pellecchia di Milinkovic-Savic che non riesce a ribadirlo, il secondo è un gollonzo di Ilic, sembra proprio che stia facendo partire un cross e non lo calcola bene Silvestri, poi Ilic fa proprio così, l'ha preso, adesso ho fatto gol, ma insomma, veramente la partita delle pellecchie. Torna la vittoria il Verona dopo tanto tempo, ne fa le spese il Cagliari di Ranieri, che però comincia bene, se vedete gli highlights c'è un palo di Prati e anche un gol di Goldanica poi annullato, poi arriva il rosso per Makumbu e poi ci sono anche cose brutte che da Verona, purtroppo devo dirlo, ci aspettiamo. Ranieri dice quello che deve dire, ma insomma è inutile andare a ripetere quanto già sappiamo molto bene. Segnerà Ngonge e poi la chiude Djuric per questo 2-0 che è molto importante al fine della salvezza. Chiudiamo ovviamente con l'Inter, che mette in mostra uno degli acquisti forse più sottovalutati dell'estate, il mercato dell'estate, perché questo Bistek, pagato se non sbaglio solo 3 milioni, ho detto Bistek perché il bisteccone lo chiamano il bistecca, è un omone di dimensioni, ci sono immagini di lui che marca Banda, alla fine lui farà gol, Banda no, e Banda verrà anche espulso perché è innervosito probabilmente dalla sua marcatura. Alla fine Bissek prende anche una traversa clamorosa e poi il colpo di testa che fa all'indietro, lui praticamente deve spostare, è talmente alto che deve spostarsi dalla traiettoria della palla, la prende di nuca e beffa Falcone. Dopodiché c'era pure la possibilità per il Lecce di pareggiarla, però il non rigore, Carlos Augusto, qua se ne può parlare, insomma, la prende proprio di gomito, però magari stava girato subito dal rigore, l'arbitro lo chiama il VAR. Io veramente, potete inventarvi tutti i protocolli che volete voi, io non lo capisco come lo state usando. Comunque rigore tolto, e poi bellissimo
l'assist di tacco di Arnautovic per gol di Barella, che chiude i giochi e proietta l'Inter verso una classifica più che lusinghiera. Alla fine meritano, perché 8 tiri in porta, 69% di possesso palla, una miriade di passaggi, sono anche precisi nei passaggi. È una squadra in grande fiducia che fa sembrare tutto facile, un po' come capitava a noi l'anno scorso. Solo 7 gol subiti, 41 gol fatti, e mica è poco. Domani ci sarà la conferenza di Mazzarri, quindi mi sveglierò alle 5. Voi lasciate sotto nei commenti l'emoticon del numero 5, così sappiamo che siete arrivati fino a qui nel video, ed è l'orario in cui mi sveglierò. Ovviamente abbiamo saputo che Osimhen è già partito, ha avuto il permesso per andare già a trovare i familiari. Non se ne parla visto che è squalificato, poi sarà Coppa d'Africa e così. Ritornano in voga grandi nomi, insomma si riparla di Itakura. Io poi devo chiedervi, a parte che Itakura è infortunato, dovrebbe tornare a gennaio, ma se torna a gennaio Itakura va in Coppa d'Asia e ti pigli un giocatore come si sta parlando di Fofana. Prima di fare uscire certi nomi, li unite i puntini e vi rendete conto se sono logici per il Napoli. Cioè ti pigli 2 giocatori che veramente non mi spiego, o ci sono giocatori infortunati o giocatori che comunque se ne partono quando ti servono subito. Il discorso dell'ultimo minuto è che pure Zerbin pare che sia praticamente fatto al Frosinone. Stiamo ragionando su Zanoli, che se Lindstrom ha lavorato in gruppo, quindi noi stiamo ragionando su Zanoli perché lo vuole il Genoa, ma se Lindstrom non è completamente recuperato si deve giocare una maglia lì sulla destra, perché poi Ostigard Rachmani, capiamo se Ostigard anche lui è in uscita, Di Lorenzo non si tocca, Juan Jesus è titolare perché Nathan è infortunatissimo, Mario Ru perché poi Olivera è infortunatissimo. Si parla di Zielinski, no? Si parla di Zielinski che adesso è il nuovo giocatore che deve essere attaccato da tutta la tifoseria, perché c'ha la testa già, lo rinnovavi prima, gli facevi un'offerta seria prima, visto che lui ha rifiutato i soldi dell'Arabia per rimanere a Napoli. Ah no, quella ha rifiutato per andarsene poi all'Inter, e te lo vendevi all'Inter prima. Si parla tra società e calciatori, invece di lanciare messaggi "è polacco, non gli piace il mare", parla e si trova un accordo, come evidentemente si sono parlati, hanno trovato un accordo con Elma. Dici tu non vuoi stare, va bene, 25 milioni, va bene, vendiamoceli tutti, poi in campo ci va Starace, vediamo quello che succede, perché tutti scontenti ci fanno sapere, tutti che se ne vogliono andare. La situazione Dem e Karius, perché poi Lobot che è infortunato, hanno lavorato parte in gruppo, parte personalizzata, insomma, ma voglio ipotizzare, ma ne parleremo domani per quanto riguarda la formazione. Voglio ipotizzare che Lindstrom magari si può giocare una maglia da titolare se è completamente recuperato, ma per il resto siamo comunque pochini, e sentire tutti questi nomi in uscita mentre i nomi in entrata che si fanno mi sembrano parecchio difficili da realizzare, specialmente a gennaio, specialmente una squadra che ha dei dubbi per quanto riguarda il futuro. Non è Mazzarri, quindi il giocatore che viene adesso non ti chiederà, magari come ti ha chiesto Tiago Motti, chi è il direttore sportivo, ma ti chiederà qual è il progetto, qual è il prossimo allenatore. È legittimo, se non lo chiede il giocatore lo può chiedere il procuratore, chi è, con chi mi avrò a che fare l'anno prossimo. Quindi questa idea che ci stiamo comprando tutti questi giocatori. La riflessione finale è questa che mi sono chiesto io. Immaginate Mazzarri, no? Che è stato chiamato perché? Perché lui ha studiato a memoria il calcio, il Napoli di Spalletti, e quindi poteva riproporre nelle idee di una certa stampa o nelle idee di De Laurentiis, poteva riproporre quel calcio là. Arriva Mazzarri e poi li vendiamo tutti quanti perché sono tutti scontenti o sono tutti inadeguati, perché poi chi faceva panchina ha continuato a fare panchina e i titolari erano sempre questi. I titolari non stanno garantendo, te li vendi tutti. È complicato, giocatori che poi Mazzarri non conosce perché lui aveva studiato quelli di Spalletti a memoria, quindi veramente una situazione un pochino particolare e molto complicata per il Napoli, e veramente non saprei come risolverla, perché devi mettere un punto, devi cercare di entrare tra le prime 4, devi fare degli acquisti sicuramente
per entrare nelle prime 4 perché sei corto tra infortuni e problematiche. Però quelli che devi comprare devono essere anche utili per il prossimo allenatore. L'hai già deciso il prossimo allenatore? Hai trovato uno che ti ha detto sì a prescindere da dove finisce il Napoli? Oppure hai individuato un direttore sportivo che è quello che poi dice c'ho un'idea, fammi fare a me? Veramente si dice, ma io veramente sono abituato a fare io. No, fammi fare a me, fidati di me. Lì poi si sviluppa il progetto del futuro. Staremo a vedere, perché noi siamo appassionati del Napoli e siamo curiosi anche di vedere quello che succederà. Troppo facile l'anno scorso, troppo tutto scontato. È più appassionante questa stagione qua, dove non sappiamo veramente dove andremo ad apparare. Samardžić, quello che non riesce ad accordarsi con gli agenti, con l'Inter, che poi a questo punto va dalla Juve, che poi resta all'Udinese, improvvisamente si lega al Napoli. Vabbè, poi io voglio sempre vedere se diventa titolare nel Napoli o se abbiamo un'altra riserva che quando forse Zielinski non sta bene